Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Lo vedete alle mie spalle, ci sono i 5 cerchi olimpici perché questa sera parleremo anche di sport, parleremo di candidature alle Olimpiadi, parleremo di Veneto e di tanto altro. Buonasera Ermanno Casen, al nostro editore. Allora io ho solo leggermente anticipato quello di cui parleremo questa sera. Perché allora, di solito noi affrontiamo sempre problematiche molto più, diciamo, serie. Non che questa non sia seria, ma finalmente abbiamo la possibilità di parlare di un progetto che è un progetto positivo perché vorremmo che le Olimpiadi invernali venissero in Italia, positivo perché vorremmo che le Olimpiadi venissero nel Veneto e il punto di riferimento sarebbe Cortina. Siccome le Olimpiadi avverranno nel 2026, saranno trascorsi nel frattempo, ricorreranno 70 anni dall'ultima volta. E quindi questa trasmissione è uno stimolo, chiaramente non si è ancora deciso nulla, però se se ne parla magari le cose possono anche proseguire con maggiore celerità. Parleremo come al solito, avremo il nostro memorandum, cioè un piccolo intermezzo di storico e parleremo sempre delle Olimpiadi di Cortina. E poi successivamente invece avremo degli ospiti che sono ospiti, diciamo, politici, tra virgolette, perché anche in questo caso la politica ha un suo peso decisionale, anche perché c'è un certo, diciamo, contenzioso all'interno del territorio italiano dove si vogliono portare Olimpiadi anche in altri posti e quindi noi come veneti puntiamo ad averle a Cortina. Ecco, questo è l'argomento che affronteremo questa sera e quindi chiedo ai nostri telespettatori di seguirci subito dopo la pubblicità. Certo, certo. Andiamo con la pubblicità? Sì. Allora, andiamo con un break pubblicitario, ma torniamo subito e presentiamo anche gli ospiti tra poco.